lasciati venerdì, no? E da venerdì ad oggi c'è stato di mezzo un weekend molto affollato nelle spiagge, abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni, di indicazioni, di preghiera da parte dei cittadini e ringrazio tutti anche perché ne viene fuori un grande senso civico da parte di quella maggioranza silenziosa che magari non si vede, non si sente, ma è quella maggioranza di cittadini che ci chiede il rispetto delle regole. Noi siamo fortemente preoccupati, e peso le parole, siamo fortemente preoccupati del fatto che, a prescindere dall'aspetto che i clinici e i microbiologi, i virologi ci dicano che il virus ha diminuito la propria virulenza, che come avete sentito dire dal dottor Rigoli, e ormai c'è una comunità scientifica si sta assestando su questa tesi e la sta anche ampiamente dimostrando, molto probabilmente molti, se non la quasi totalità dei nuovi positivi sono positività a tante amplificazioni, ma dirla in parole povere che è una positività che ci prende dei pezzi di RNA, cioè non prende virus vivo che poi cresce in coltura cellulare. Tutto ciò premesso, dico semplicemente ai veneti quello che ho detto il 18 maggio. Attenzione che trasferiamo la responsabilità dall'istituzione pubblica, che è quella sanitaria, ad ognuno di noi. Quindi oggi noi siamo artefici del nostro futuro. Lo dico perché se anche il semplice e banalissimo, lasciatemelo dire, utilizzo della mascherina in un luogo chiuso o negli assembramenti è diventato festa della libertà non portarla, ne prendo atto. Io non è che posso andare a fare cattone di censore e cercare tutti coloro che sbagliano. Dico, ne prendo atto, però stiamo mettendo a repentaglio un grande lavoro, quindi un invito a tutti di cercare di restare nei binari del sostenibile, no? Sostenibile vuol dire nei binari del fatto che ci sono pochissime regole ormai, sono quelle della mascherina nei luoghi di assembramento e la mascherina nei luoghi chiusi. Poi c'è il distanziamento sociale. Abbiamo fatto un percorso che è assolutamente innovativo e lo avete visto, insomma, anche un po' buttando il cuore oltre l'ostacolo, perché se io ascoltavo gli scienziati saremmo ancora con la gente in quarantena dentro a casa. Sì, per essere sicuri, tanto per mutuare sempre queste idee del mondo scientifico, per essere sicuri bisognerebbe lasciare in quarantena i cittadini chiusi in casa fino a novembre, poi magari quando a novembre arriva l'influenza ci chiederemo come mai torna l'influenza e magari torna anche il coronavirus. Si era detto che la temperatura non influiva, adesso vedo che c'è anche più un atteggiamento positivo rispetto al fatto che il virus sia sensibile alla temperatura. Io non ve lo so dire, so che se non facevamo di testa nostra oggi saremmo nei guai e questo ve lo dico. Preghiera assoluta ai cittadini di darsi da fare, di mettersi d'impegno. Vi dico anche una cosa, che attualmente in Veneto ci sono 22 focolai e se andiamo, dopo vi do una tabellina, uno studio che mi sono fatto fare dalla dottoressa Francesca Russo, se andiamo a valutare le settimane che vanno dal 25 di maggio, quindi fate blocchi di settimane, no? Partendo dal 25 maggio, 132 focolai la prima settimana, dal 25 maggio al 31 maggio. Dal 31 maggio al 7 giugno 75 focolai e poi dopo vediamo la tabella, è inutile che stia quella già date, e poi la settimana successiva 56 e poi quella successiva 35 e poi questa 22. Vedete che siamo passati da 132 focolai a 22, quindi non è vero comunque che sono aumentati i focolai. Vi ricordo che focolaio per noi significa 2 persone infette nello stesso contesto. Attualmente abbiamo attualmente dei 22 focolai, 13 sono privati, quindi di familiari sostanzialmente, e 9 in strutture per anziani. Devo anche dire che rispetto ai focolai le strutture per anziani sono in questo momento in forte dismissione. Cioè, se dovessi dare una lettura di quello che è accaduto nelle strutture per anziani, vi dico che siamo in una fase di remissione quasi totale, il che non vuol dire che se domani mattina salta fuori che c'è una reinfezione, Zaia ha detto una cretinata, vi dico, voi l'avete ormai capito,
lo dico a chi ci sta ascoltando, quando parliamo di coronavirus parliamo sempre di una Polaroid, di un'istantanea. Da qui ai prossimi 30 secondi o 30 minuti può cambiare tutto. Però se devo leggervi un trend vi dico che le case di riposo oggi rappresentano solo 9 focolai dei 22. Vi dico questo perché stiamo ancora interessando e accelerando il tema del testing nelle case di riposo. Noi avevamo delle indicazioni anche, diciamo, dalla comunità scientifica di poter allentare, ad esempio, rispetto all'intervallo di tempo. Voi sapete che noi testiamo i pazienti, scusatemi, gli ospiti ogni 20 giorni. C'era una disponibilità di indicazione di farlo ogni 30. Abbiamo deciso di continuare ogni 20 giorni. Sono 30.000 ospiti, vuol dire che in 20 giorni si fanno 30.000 tamponi. E poi gli operatori, che sono altri 30.000, si va a 60.000. Ovvio che se poi capite che c'è, quello che ci preoccupa cos'è? È l'effetto finestra, no? Perché se tu sei un operatore e vai in mezzo alla calca in spiaggia, ti porti a casa il virus e magari ti sei appena fatto il test, io so che ti ritesterò nel giro di 20 giorni, tu fai a tempo a cominciare ad essere, quindi per questo dico che nonostante il testing, la fase di testing è fondamentale il senso di responsabilità, ma non metto in dubbio la responsabilità degli operatori, vi dico come sta. Allora noi abbiamo due focolai importanti, quello di Feltre, e su quello di Feltre noi abbiamo oggi sostanzialmente 2 dipendenti positivi, poi altri 2 familiari e 2 amici, quindi sostanzialmente sono 6 persone positive e delle altre 59 persone testate risulta sostanzialmente, stiamo finendo, risulta la negatività. Tant'è vero che lo Spisa su Feltre, sto parlando dell'Eurobrico, sta valutando in queste ore, viste gli isolamenti e tutto quello, ecco, ovviamente noi abbiamo fatto chiudere l'Eurobrico, abbiamo attivato il piano, l'isolamento, anche qui si parla spesso, è il sintomatico, l'asintomatico, cioè chiariamo una cosa una volta per tutte. Dal 21 febbraio, in virtù del piano depositato dalla dottoressa Russo, a prescindere che uno sia sintomatico o asintomatico, se era un contatto veniva isolato. Cioè non è che il contatto, che so, il coniuge è positivo, l'altro era asintomatico e andava in giro per il paese. Noi abbiamo sempre fatto l'isolamento fiduciario. Si può discutere del fatto che le linee guida iniziali internazionali prevedevano di non fare i tamponi agli asintomatici. Vuol dire che se in casa il 21 febbraio c'era una persona sintomatica, la tamponavi e risultava positiva, in base alle linee guida non si tamponavano gli asintomatici, ma li isolavamo. Perché c'è un venticello che sento ogni tanto, sembra quasi che noi gli asintomatici, no, noi abbiamo fatto isolamenti per migliaia di persone, poi a Vo, fra l'altro, abbiamo tamponato tutti. Allora, Zai ha tamponato gli asintomatici, io ho fatto fare il test a tutti i cittadini di Vo. È stata una scelta radicale, ma ve lo dico perché non vorrei che in qualcuno si diffondesse l'inquietudine che abbiamo lasciato a piede libero, cioè liberi di circolare, persone che rappresentavano, cioè, essere contatti stretti di persone positive. Se poi l'asintomatico sono 5 milioni di veneti, trovatemi qualcuno che fa i tamponi e gli diamo il premio Nobel, ma li deve fare in una notte, perché quando c'è un piano di sanità pubblica non è che li puoi fare in mesi. Avete visto questo virus come si muove? E quindi l'unico sistema valido è l'isolamento. Cioè isolare, ed è quello che è stato la modalità vincente. Ovviamente con la sorveglianza attiva, col sistema di biomonitoraggio che abbiamo avuto noi. Quindi su Feltre noi prudenzialmente, ve lo dico un po' in punta di piedi, ma contiamo di riaprire l'Eurobrico. L'altro focolaio è il focolaio che voi conoscete, che è definito quello delle badanti moldave, e lì c'è il pulmino, e ore di viaggio sono tante, alla fine abbiamo portato a casa la famiglia dove lavorava la badante, quindi la figlia della signora assistita e la signora assistita positive, e poi 8 tra badanti, familiari e mariti in quel pulmino. Però quello è un focolaio, potremmo anche definirlo un po' sui generis, anche se è
rischia di essere ordinario. Prova ne sia che oggi vi annuncio che abbiamo fatto partire una lettera a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti. Sì, che tornano ovviamente, nel senso che al ritorno, quindi chiediamo la collaborazione delle badanti che mi stanno ascoltando affinché sappiano che la collega che sta arrivando deve segnalarsi e glielo facciamo gratuitamente. Ai familiari degli assistiti di sapere che quando hanno la badante in arrivo facciamo il tampone, che è il sistema migliore per evitare casini. Perché dite le badanti? Perché le badanti vengono da fuori, da altri sistemi sanitari, non è un fatto di ghettizzazione, è un fatto di sanità pubblica, ed hanno rapporti con persone che sono ovviamente a rischio, no? Cioè, fondamentalmente la badante si occupa di un malato o di un anziano che non ha l'autosufficienza. Allora è inutile che facciamo il test ogni 20 giorni nella casa di riposo e poi abbiamo sto via vai di badanti e non sappiamo nulla. Quindi, siccome vogliamo proteggere i nostri anziani e i lavoratori, in questo caso le badanti, test obbligatorio, quindi devono farsi vive tramite ovviamente il sistema della nostra sanità con molta semplicità, non serve far certificati o quant'altro, l'importante è che i familiari, ovvero i datori di lavoro, ci avvisino. Prego? Me l'aspettavo io sta battuta qui. La sanità non guarda in faccia a nessuno, ve lo ricordo sempre, che in Veneto si curano le persone a prescindere dal colore della pelle, dalla confessione religiosa, dalle scelte sentimentali e dai documenti. Punto. Non è affar nostro in sanità pubblica occuparsi di questo, noi ci occupiamo di salute. Se questa è la risposta che do a Emiliano. Scusa l'interruzione. Prego. E chi esattamente devono contattare le famiglie? Ma è sufficiente, ho il medico di base, adesso anche qui guardate, non abbiamo scritto, i SISP sicuramente, ma poi mi metto nei panni di uno che dice SISP, cosa seo? Chiediamo la collaborazione del medico di base che darà l'indicazione, è una roba di buon senso, di disponibilità, di buon vicinato, evitiamo le polemiche domani e dire ma noi non sappiamo cosa fare. Anche il vicino di casa che dà l'indicazione, guarda sto numero qua c'è qua. Io non voglio, dico, chi non arriva al SISP, che è il luogo deputato, può chiedere al suo medico di base con una telefonata, dammi il numero del SISP, casomai anche noi lo pubblicheremo e magari lo facciamo vedere su un cartello. Federico, dov'è Federico? Perché, oppure al numero verde regionale si può chiedere di avere l'indicazione del SISP, però insomma non andiamo a burocratizzare anche sta roba. Allora, se io avessi la badante in casa, se non so dove è il numero del SISP, non so che cos'è il SISP, chiamo il mio medico di base, parlo con qualcuno, insomma ci si arriva. Il tampone lo facciamo in tempo reale, abbiamo una capacità di fare tamponi che è unica. E volevo anche poi dirvi che, scusatemi, ho perso il filo. Delle badanti vi ho detto, sì, volevo darvi un'altra notizia. Quindi sul tema coronavirus, prevenzione, focolai sono in diminuzione da 135 a 22 in un mese, quindi oggi ne abbiamo 22 vivi, vi ricordo solo 9 in casa di riposo, il resto sono tutti focolai, 13 sono familiari. Dopo capire da dove vengono queste positività, ecco, parlavo ieri con il dottor Rigoli e mi diceva che loro per molte di queste positività non hanno neanche la trasmissione al coniuge convivente, per cui anche lì, anche questo è un indicatore, se volete, empirico, molto empirico, ma del fatto che non c'è più sta virulenza, che non è che sto, come si dice, sostenendo la teoria del fatto che il virus non c'è più, lo dico, si diffonde con gli assembramenti. Purtroppo non avrei mai voluto parlarne, ieri è mancata Sabrina Bullaro, adesso perdonatemi, 38 anni, io ne avevo già parlato di questa ragazza, originaria di Padova, malata di fibrosi cistica. Guarda, mi sono interessato anch'io e ero riuscito, purtroppo per nulla, a sbloccare il volo di Stato
e ieri mattina il volo era già organizzato, ieri mattina è deceduta a Tokyo. Domenica 28 giugno è stata stroncata da un attacco cardiaco. Lei era ricoverata dal 17 di maggio a Tokyo e si sono aggravate le sue condizioni. Il volo avrebbe dovuto riportare Sabrina in Italia martedì e sarebbe atterrata alle 17 del Catullo. Guardate, sta partita l'ha seguita l'onorevole Paolo Borchia, ve lo dico perché si è dato tanto da fare, e l'ambasciatore Starace a Tokyo. Io li ho sentiti più volte tutti e due. C'è stata la sfortuna di avere una malattia rara, fra virgolette. Voi sapete che in Veneto abbiamo un'incidenza alta della fibrosi cistica, tanto è vero che abbiamo un centro a Verona, tanto è vero che Sabrina era curata dal dottor Cipolli, che è il direttore della fibrosi cistica all'ospedale di Verona, e dall'altro la sfortuna di trovarsi in Giappone dove la fibrosi cistica è sconosciuta. Quindi immaginate la tragedia, siamo davanti a dei pazienti che vanno in crisi respiratoria, pazienti che debbono essere trattati anche in terapia intensiva, e quindi questo è stato il triste epilogo. Però volevo ricordare appunto Sabrina, perché è stata anche oggetto da parte vostra di molte segnalazioni, ho visto che avete scritto un sacco di articoli, purtroppo questa partita è andata a finire male. Saluto prima di passare la parola a voi per le domande, Enrico Piandi, 22 anni, che è, eccolo qua, salutiamo. Ciao, di Ponzano Veneto, è venuto a trovarci. Grazie Enrico. È venuto col papà, se no? Sì, buongiorno. Sono venuto perché volevo conoscere. Dopo magari ci vediamo di persona. Intanto mi hanno detto che c'eri, dopo ti vedo di persona. Grazie mille. Poi saluto dei ragazzi che non si sono fermati neanche davanti al Covid, le eccellenze della scuola media Jacopo Vittorelli di Bassano del Grappa. Dove sono i ragazzi? Magari venite qui, vi mettete in piedi, venite qui un attimo, poi capirete perché li chiamo qui. Prego, venite. Però al plurale ragazzi li chiamo. No? Purtroppo non sono tutti perché tanti sono andati in vacanza, sono comunque... Bene, venite, grazie. E salutiamo anche Elisa Calamosca, che è la signora che ha parlato. Venga, mettetevi dietro. Buongiorno. Ecco, è l'insegnante. Loro sono degli eroi. Cos'è che hanno fatto? C'erano 500 partecipanti, contendenti, giusto? C'era un concorso nazionale, la musica non si ferma, accordarsi è possibile, e loro in maniera diciamo virtuale sono riusciti a partecipare a questo concorso, e il risultato, 9 studenti si sono iscritti alla competizione nella classe pianoforte, sono saliti sul podio. 4 medaglie d'oro, Anna Rossi se c'è, Giulia Tellatini, Giulia Zuinisi e Sofia Marchesi. Ecco le 4 medaglie d'oro, poi 3 medaglie d'argento, Natalia Danci, Giulia Pevarello e Lelia Marchetti, e 2 medaglie di bronzo, Francesco D'Amico e Vittorio Milani. Vi faccio notare che i maschi sono arrivati per ultimi. E ringraziamo anche la docente Lisa Calamosca. Brave, grazie. Alla competizione erano in 500, abbiamo spazzolato tutto noi veneti, bassanesi. C'erano anche altre scuole venete, volevo dire, che sì. non siamo stati solo noi. Bravi. Quindi... Complimenti. Prossima volta venite col piano però. Grazie mille. Prego, accomodatevi, grazie mille. Noi continuiamo a avere la preoccupazione della reinfezione. Peraltro oggi, se notate, abbiamo 5 ricoverati in più,
35 persone in isolamento in più, 8 positivi in più, dei 19.286 più 8, quindi 8 positivi in più, 35 isolati in più e 5 ricoverati in più. Tanto vi do uno spaccato dei famosi 8, c'è una coppia di Selvazzano di 80 e 65 anni, il marito è stato ricoverato in malattie infettive, quindi uno dei ricoverati, ma è un Pauci sintomatico, vuol dire che ha sintomi lievissimi. Probabilmente in via prudenziale è stato ricoverato comunque in malattie infettive. Poi c'è una signora di 90 anni della casa di riposo di San Pio X di Cordignano. Qui c'è da dire che in questa casa di riposo c'è un focolaio attivo al quale ancora è rappresentato ancora da 3 positivi. Poi ci sono madre e figlio stranieri residenti a Vicenza di 24 anni e 3 mesi che sono tutti e 2 positivi. Un ricoverato di 39 anni di Padova a malattie infettive, anche questo Pauci sintomatico, quindi sintomi lievi. E poi un signore di Bergamo di 72 anni e quindi è andato, tampone eseguito in ambito ospedaliero, quindi era un ricovero di cardiologia a Borgo Trento ed è risultato positivo. Perché vi dico questo? Perché la festa della liberazione non funziona. Io continuo a dirvelo, la sanità del Veneto ha consegnato un Veneto pressoché in ordine dopo 3 mesi di lockdown, di attività, di terapie intensive, di malattie infettive, di terapie subintensive. Cioè il mondo della sanità del Veneto ha riconsegnato la macchina tagliandata ai veneti. Saranno pezzi di virus, sarà che sono pezzi di RNA, sarà che c'è meno virulenza, sarà, però a differenza di febbraio-marzo, oggi abbiamo le spiagge piene. Oggi non c'è il freddo, c'è il caldo, quindi l'assembramento e l'aggregazione è qualcosa che naturalmente viene spontaneo. Io non ho nulla contro i comportamenti umani, ma ce l'ho nei confronti dei quali non rispettano neanche le minime regole, no? Sappiate che questi indicatori per me non sono buoni. 8 contagiati in più e 35 persone isolate in un Veneto che ha sempre fatto, come si può dire, le pulci alla partita del coronavirus, per me non sono un momento di vanto. Per carità, qualcuno dice statisticamente è un fatto isolato, ok, ma per me non sono, anche il fatto isolato in una condizione diciamo ottimale non ci deve stare. Io continuo a dire ai cittadini attenzione, perché lo sport nazionale di non portare più la mascherina, di viverla come la sfida quotidiana contro l'autorità che ti impone l'uso della mascherina, piuttosto che l'assembramento, me ne frego, perché l'assembramento non c'è problema, e sta aria di gioia. Allora, o è la quiete dopo la tempesta, uno dice, boh, la tempesta è passata, però sapete, se invece siamo prima della tempesta, veramente ci stiamo predisponendo tutti per trovarla e mettersi nei guai. Voi immaginate solo se ci fosse una reinfezione, la contabilità che ci verrebbe dalla spiaggia in assembramento senza una minima regola, da piazza in assembramento o quant'altro. Avremmo trovato il sistema per veicolare il virus nel migliore dei modi. Siamo davanti a una bestia terribile. Questo virus è terribile. Io vi faccio sempre il solito logoro esempio di Venezia. Abbiamo avuto Vo, abbiamo avuto Dolo, abbiamo avuto Limena, ve le dico in successione ai focolai iniziali. Poi è arrivato Venezia, tutti abbiamo detto, beh, a questo punto Venezia farà una strage, e se n'è andato senza neanche disturbare da Venezia, praticamente. Quindi è un virus che ha dei comportamenti incomprensibili. Dalla Cina ci arriva la notizia, dai paesi asiatici, adesso esattamente non so quale sia la località, che c'è una nuova formula, una variante del virus del pipistrello che dà sindrome influenzale nel maiale, che potrebbe essere un ospite intermedio a questo punto, che anche questa potrebbe essere trasmissibile all'uomo. Voi capite che qua c'è poco da scherzare. Allora,
da un lato rispondo a quelli che fanno i catastrofisti, cioè dico che se avessimo dovuto tenere in lockdown tutti i cittadini, li avremmo semplicemente accompagnati in sicurezza al ritorno del virus autunnale, a meno che non avessimo programmato di non far più uscire i cittadini di casa. Dobbiamo cercare un punto di equilibrio, io sono per il punto di equilibrio, questa è la fase della convivenza, però penso che in questa fase non siamo più nella fase 2, siamo entrati nella fase limbo. Cioè, andiamo avanti, andiamo indietro. Quindi inauguriamo questa nuova fase dove ognuno di noi deciderà se vuole andare allo schianto o cercare di salvare la propria vita e quella degli altri cittadini. Perché la fase della convivenza ormai l'abbiamo vissuta, è iniziata il 18 maggio, finisce con oggi, perché oggi con 8 positivi in più, 35 isolati e i ricoveri, dico che bisogna aprire un piccolo warning. Magari sarà inutile, però io non è che sto puntando, come fa qualche scienziato a livello nazionale, che tanto se la spari grossa sul pericolo, se va male hai avuto ragione, se va bene nessuno si ricorda di te, perché quando c'è la festa chi è che si ricorda? Io dico semplicemente con l'obbligo dell'obiettività, di non diffondere allarmismi, perché in questa condizione epidemiologica non è il caso di diffondere allarmismi, però di dire ai cittadini fate attenzione. Vedo che si rinizia a stringere le mani, evitatelo, si rinizia a stringere le mani in un paese nel quale il contatto fisico è fondamentale, evitatelo, continuate a disinfettarvi le mani. Voglio anche ricordarvi che il virus, almeno ce l'hanno detto questo, no? Vive anche sulle superfici, quindi non ha solo un veicolo biologico, può avere anche un veicolo assettico, non è assettico, ma diciamo non naturale, che può essere una lastra di marmo piuttosto che un piano di legno, e quindi o un packaging di una confezione di un regalo, di un prodotto che comprate. Quindi attenzione a questo, igienizzazione, evitiamo di ripristinare la stretta di mano ancora per un po', la mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti, e poi ovviamente il distanziamento sociale. Questo